Non solo Veneto e Friuli Venezia Giulia, ma anche Calabria, Puglia, Piemonte e Liguria rappresentate nella manifestazione di protesta a Bassano da amministratori e avvocati nel tentativo di evitare la chiusura di 6 tribunali considerati sacrificabili. Un risparmio però trascurabile che si aggirerebbe sui 17 milioni di euro, pochi rispetto al servizio che queste strutture garantiscono alla popolazione di Bassano e dei 30 comuni che ricadono sotto la sua giurisdizione. Come cittadino credo sia un dovere, se si ha tempo, partecipare a una manifestazione di questo genere per preservare il nostro territorio. Sono 70 anni che sono in commercio a Bassano e bisogna rispettare il tribunale per tutte le difese possibili. Questo lo ammetto e lo sottoscrivo. Sono 22 i ricorsi pendenti a vari livelli per scongiurare la chiusura. Il presidente del Veneto Zaia ha promesso di interpellare in giornata il ministro della giustizia Cancellieri, mentre la senatrice vicentina del PD, Rosanna Filippin, incontrerà lo stesso ministro mercoledì a Roma. Se dal governo non dovessero arrivare risposte adeguate, afferma Filippin, riproporremo la proroga di un anno dell'entrata in vigore della legge. Questi 6 tribunali consentono un utilizzo efficiente e razionale dei soldi pubblici. Il timore dei bassanesi è però che questo sia solo l'inizio di una serie di tradimenti dello Stato nei loro confronti. Questa protesta è una festa, bisogna protestare per queste mancanze che il governo italiano fa ai cittadini bassanesi. Il timore della gente, di tutta la gente che inizia un percorso senza ritorno, prima il tribunale, poi chissà il commissariato o altre cose. Quindi qui da questo splendido ponte c'è un grido di dolore ma anche la convinzione che non molleremo fino alla fine. Noi dobbiamo salvare il tribunale per salvare il territorio. L'ultima parola spetta ora al ministro, che è stata anche prefetto di Vicenza. Oggi il problema della giustizia civile, di chi non paga, di chi ha bisogno di avere un ordine per i propri pagamenti, di chi ha bisogno di vedere che il tribunale c'è, soprattutto quando si tratta di cause di lavoro, noi abbiamo bisogno che questo si riduca in tempi brevissimi. Le tante multinazionali che stanno lasciando il territorio lo fanno anche per questo.